Ancora un incidente nel tratto autostradale tra Latisana e Portogruaro. Muore una coppia di anziani triestini. L'auto ha sfondato un cantiere schiantandosi contro un furgone. A Mestre una siringa sporca di sangue tra i giochi per i bambini al parco di Via Costa, dove un papà ha subito una tentata rapina minacciato con un coltello. Accusate di sfruttamento della prostituzione tra Marca e Veneziano, 4 maîtresse cinesi sono destinatarie di un avviso di arresto, novità introdotta dalla cosiddetta mini riforma della giustizia. La festa dei lavoratori quest'anno sarà dedicata alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. CGIL, CISL e UIL celebreranno il 1° maggio nello storico capannone del petrolchimico a Marghera. Ammirò le persone che sono capaci di perdonare, io ci sto pensando e non so cosa questo percorso porterà in futuro davanti a una platea di studenti. Gino Cecchettin non ha escluso in futuro di poter perdonare Filippo Turetta. Un nuovo terminal dedicato all'automotive nel porto di Venezia, l'ha annunciato il presidente Fulvio Lino Di Blasio, che a fine mese terminerà il mandato. Tornano le Panatriadi sull'isola di San Servolo a Venezia, protagonisti oltre 500 studenti veneziani per la 12ª edizione dei giochi all'insegna dell'inclusività. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Dunque un gravissimo incidente questa mattina lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Latisana e Portogruaro. A perdere la vita una coppia di triestini dopo che la loro auto ha travolto un cantiere stradale. Un incidente fatale lungo la A4 ha coinvolto un veicolo leggero e 2 mezzi di manutenzione. Il bilancio è di 2 vittime. È quanto successo in direzione Venezia nel tratto a 3 corsie, compreso tra Latisana e Portogruaro. Un incidente drammatico con un bilancio pesantissimo. 2 persone hanno perso la vita, entrambe a bordo di un'auto che, per causa ancora in fase di accertamento, ha travolto un cantiere stradale allestito per lavori di manutenzione. Il punto esatto dell'impatto è il chilometro 452, poco prima del casello di Portogruaro. In quel tratto era stato predisposto infatti un cantiere temporaneo lungo la corsia di sorpasso, la cosiddetta corsia 3, per consentire la sistemazione delle barriere centrali. L'area di lavoro era stata regolarmente presegnalata da oltre 1 chilometro, come previsto dalla normativa, e delimitata dai classici coni arancioni. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto proveniente da Trieste avrebbe ignorato la segnaletica, superato la zona di preavviso e abbattuto la fila di coni. Successivamente il veicolo avrebbe impattato più volte contro la barriera di sicurezza centrale, perdendo il controllo e finendo con estrema violenza contro uno dei mezzi fermi all'interno del cantiere. Il mezzo colpito per primo era un veicolo di servizio di Autostrade Alto Adriatico parcheggiato regolarmente nella zona dei lavori. L'impatto è stato così forte da spingerlo a sua volta contro un secondo furgone appartenente a una ditta esterna incaricata degli interventi. Nel frattempo si ipotizza che alla base dell'incidente possa esserci stato un malore improvviso del conducente dell'auto. A bordo del veicolo leggero viaggiavano 2 triestini, Massimiliano Simonetti di 78 anni e Patrizia Furlanetto di 77. Entrambi sono deceduti sul colpo. Inutili purtroppo i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto anche grazie all'intervento dell'elisoccorso. Ferito invece in modo non grave il conducente del mezzo della ditta esterna. L'auto coinvolta ha anche preso fuoco subito dopo l'impatto, ma le fiamme sono state domate in tempi rapidi dal personale di cantiere presente in zona, che ha evitato conseguenze ancora più gravi. L'intervento ha richiesto l'arrivo dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale tecnico di Autostrade Alto Adriatico. Le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e rimozione dei mezzi incidentati hanno causato pesanti ripercussioni sul traffico. In direzione Venezia si sono formate code che hanno raggiunto i 4 chilometri, con rallentamenti proseguiti per molte ore. Il 55enne di Quinto di Treviso, che era alla guida del furgone contro il quale si era schiantato il 27 aprile il 32enne Vedad Ovcic lungo la Treviso Mare, è stato iscritto nel registro degli indagati. Il pubblico ministero ha aperto come di prassi un procedimento penale per il reato di omicidio stradale. Il 55enne aveva girato a sinistra, contravvenendo all'obbligo di svolta a destra, travolgendo la vittima che viaggiava regolarmente sulla sua corsia in sella alla moto del fratello. È stata anche disposta l'autopsia sulla salma del ragazzo per confermare che il decesso sia avvenuto in seguito ai gravissimi politraumi riportati per l'incidente. Solo dopo l'autopsia l'autorità giudiziaria darà il nulla osta alla sepoltura.
Ci spostiamo a Mestre, una siringa sporca di sangue tra i giochi dei bambini al parco di Via Costa, dove ieri mattina un papà ha subito una tentata rapina sotto la minaccia di un coltello. Il nostro reportage. Una siringa abbandonata da poco da qualche tossicodipendente e utilizzata da poco accanto all'immondizia lasciata dallo sbandato, oppure la cartina da dove ha prelevato la siringa e quindi la lattina di birra tagliata per scaldare la droga. Tutto questo accanto ai giochi dei bimbi, lo scivolo, l'altalena. Qui siamo a Mestre. Il pericolosissimo degrado al parco di Via Costa. La volante della polizia passa di continuo, i controlli ci sono, ma qui bisogna girare a piedi per accorgersi del rischioso imbarbarimento umano che si trova proprio accanto alla scuola per l'infanzia e letteralmente a 2 passi dalla scuola elementare. La zona è brutta dappertutto comunque a Mestre. E sempre qui nelle scorse ore, sempre in pieno giorno, un genitore ha vissuto momenti di autentico terrore. Lo stesso parco dove un papà è stato minacciato con un coltello da un uomo di origine nordafricana di consegnargli i soldi. La tentata rapina dopo che il papà aveva lasciato il figlio al vicino asilo. Le dico subito, non ci sono vigili. Da 10 anni non ci sono vigili. Cioè, tutte le persone, perché anche italiani per carità, fanno quello che vogliono, è un far west. Purtroppo ci si è quasi talmente assuefatti allo stupro di questo territorio che alle volte ci si passa sopra. Qui ad esempio al parchetto che si trova in pieno centro, parallelo alla pedonale via Mestrina e a 2 passi da piazza Barche, i ciclisti vanno e vengono e così le persone e le famiglie, e nessuno sembra accorgersi di nulla, né della siringa abbandonata tra i giochi dei bimbi, né del dondolo delfino utilizzato come discarica dove viene gettato il sacchetto dell'immondizia. Non è il massimo in termini di sicurezza, in termini di decoro, in termini di esempio per l'educazione dei più giovani. Ecco, penso che ti ho detto tutto. Qui il controllo del territorio non basta, così Fabrizio Preo, storico portavoce di una delle storiche associazioni cittadine. Il territorio, la città, dovrebbe essere più comunità e non un luogo dove uno abita e fa i fatti propri e basta. Ci dovrebbero essere relazioni tra i cittadini, frequentazioni, e allora questo è il miglior presidio secondo me. Accusate di sfruttamento della prostituzione tra le province di Venezia e Treviso, 4 maîtresse cinesi sono state destinatarie di un avviso di arresto, novità introdotta dalla cosiddetta mini riforma della giustizia. Il meretricio si consumava in appartamenti a Spresiano e Campagna Lupia. Segna un precedente per la giustizia locale la vicenda delle 4 maîtresse accusate di aver gestito e favorito un giro di prostituzione dai grandi numeri tra Spresiano e Campagna Lupia, tra Marca e provincia di Venezia. Le donne, tutte cinesi di età compresa tra i 47 e i 55 anni, sono state destinatarie di un avviso di arresto, misura introdotta dalla mini riforma voluta dal ministro della giustizia Carlo Nordio ed entrata in vigore nei mesi scorsi. D'ora in poi, anche se il sistema è in corso di implementazione, per sottoporre a misura cautelare un indagato per reati non violenti è diventato obbligatorio convocarlo per un interrogatorio preventivo davanti a un collegio giudicante, in modo da consentirgli di difendersi. Per i detrattori un modo in più anche per darsi alla macchia. In attesa degli esiti resta un giro vasto di meretricio, con ragazze per lo più connazionali delle indagate costrette a prostituirsi a ogni ora del giorno e della notte in appartamenti con vetri oscurati. Le tariffe variavano tra i 20 e i 70 euro, di cui metà le stesse maîtresse ora avvisate. Un andirivieni che non era passato inosservato né in piazza Mauro Sordi a Spresiano né in piazza Giovanni Amendola a Campagna Lupia. Per il sindaco trevigiano il problema sta a monte. Ed è lo sfruttamento quello che va a creare, ecco, la situazione di reato. In realtà se si cominciasse a regolamentare il tutto e effettivamente a far pagare le tasse e a cercare appunto di rendere lecita la professione, io credo che si eliminerebbe molto di quello che è lo sfruttamento e soprattutto si creerebbe equità anche dal punto di vista fiscale.
I carabinieri del nucleo natanti di Venezia hanno fermato l'imbarcazione di una ditta di onoranze funebri che stava transitando a velocità elevata. Durante il controllo hanno accertato che la barca non era in regola con le revisioni tecniche obbligatorie per il rinnovo del certificato di navigabilità e sicurezza, quindi è stata sequestrata. Il comandante del mezzo e il titolare dell'impresa funebre invece sono stati denunciati con le accuse di navigazione senza abilitazione e inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione. Nei confronti del comandante sono inoltre state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 150 euro. Ed ora le celebrazioni del 1° maggio, la festa dei lavoratori, quest'anno sarà dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come da tradizione. L'appuntamento sarà al capannone del petrolchimico. Dobbiamo fermare l'eccidio che continua. Nel 2024 79 morti nel Veneto, oltre 70.000 infortuni denunciati e il 2025 non si annuncia migliore. 15 decessi in Veneto, di cui 5 in provincia di Venezia e 11.000 infortuni denunciati, oltre 1.000 le malattie professionali registrate. L'eccidio deve finire, questo deve essere lo slogan, il messaggio forte che da tutte le piazze deve arrivare e deve arrivare a tutti. Per questo la festa dei lavoratori sarà dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. CGIL, CISL e UIL Venezia celebreranno il 1° maggio con una festa nello storico capannone del petrolchimico a Marghera, all'insegna dello slogan Uniti per un lavoro sicuro. Le istituzioni devono investire non solo in formazione, ma in prevenzione, in controlli, in più personale che possa andare a controllare e a verificare le condizioni di lavoro. Ammalarsi, farsi male, infortunarsi e addirittura morire mentre si lavora è inaccettabile e per questo servono scelte concrete subito, per dire che la vita viene prima del profitto, che le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di lavorare in ambienti sani, hanno diritto a non farsi male, a lavorare in condizioni sicure. Questo è il tema centrale di questa giornata del lavoro e continuerà a esserlo. La UIL Veneto porterà avanti in particolare 2 temi. Il primo è quello della sicurezza sul lavoro. Pochi mesi fa, con la nostra campagna Zero morti sul lavoro, siamo stati protagonisti di un toccante evento proprio a Venezia. Il secondo tema è quello della qualità del lavoro. Non è possibile che nella nostra provincia solo un'assunzione su 10 sia a tempo indeterminato. Ci vuole un lavoro stabile, sicuro, che permetta di guardare con serenità al futuro. L'iniziativa prenderà il via alle 15 con gli interventi dei segretari generali delle 3 organizzazioni sindacali confederali veneziane e con le testimonianze dei delegati provenienti dai luoghi di lavoro del territorio. Mattinata di intensa commozione a Venezia per Gino Cecchettin, che ha incontrato prima gli studenti, poi la città, raccontandosi a cuore aperto. Circa 1 migliaio le persone coinvolte. Ammiro le persone che sono capaci di perdonare, nel mio caso ci sto pensando e non so cosa questo percorso porterà in futuro. Con queste parole, pronunciate davanti a una platea di studenti veneziani, Gino Cecchettin non ha escluso in futuro di poter arrivare anche al perdono di Filippo Turetta, l'assassino di sua figlia Giulia. L'occasione è stata una mattinata emozionante a Venezia, scandita da 3 incontri. Prima al Cavanis, dove ha trovato ad accogliere circa 250 ragazzi e ragazze, poi al liceo classico Marco Polo, dove si sono riuniti circa 650 studenti con i loro insegnanti. Terzo appuntamento, quello al Museo della Musica nella chiesa di San Vidal, paradossalmente il meno partecipato dei 3 appuntamenti e senza alcuna autorità. Numeri da record per il centro storico di Venezia e conferma di come la proposta, lanciata e organizzata con cura e passione dallo psicologo Giuseppe Baldan. Io porto il messaggio di Giulia, sostanzialmente. Lei è stata un esempio di bontà, di altruismo, e cerco di portare un po' di Giulia raccontando il mio vissuto e cercando di far capire che c'è un modo migliore di vivere che non dare sfogo ai nostri sentimenti più cattivi. Gino è stato ricompensato da tutti da un unanime e interminabile caldo abbraccio da tutti i presenti. Il progetto Tenerezza, ideato da Baldan, andrà avanti con tante altre iniziative interessanti aperte a tutti. Credo che il momento più significativo sia stato coinvolgere l'aspetto emotivo a quello decisionale. Gino ci ha mostrato come, pur rimanendo un uomo, un papà ferito mortalmente da quella che è stata
questa grande disgrazia che è accaduta, e quindi tutta la parte emotiva, sentimentale è mantenuta vera. Ha scelto con molta fatica, sta scegliendo tutti i giorni con molta fatica una strada per dare un senso a questo dolore infinito. E ora andiamo a Santa Maria di Sala per continuare a conoscere i candidati sindaci che si presenteranno alle amministrative di fine maggio. Sono 3. Oggi la parola va a Massimo Iovine, candidato del centro-sinistra, 24 anni e già molta esperienza politica presso la segreteria provinciale del partito. Massimo Iovine, 24 anni, vive a Veternigo, dove è nato e cresciuto, laureato in economia aziendale con un master in diritto del lavoro. Sono il candidato sindaco della lista civica insieme del centro-sinistra. Ho deciso di candidarmi per 2 ordini di motivi. Il primo sono le recenti inchieste giudiziarie che hanno colpito il nostro territorio e che effettivamente hanno dato anche una cattiva pubblicità all'esterno. La seconda motivazione è anche un po' la crisi sociale, economica e civile che il nostro comune ormai vive da parecchi anni e quindi insomma necessita di uno riscatto sociale non indifferente. I 3 punti principali sono programmazione, servizi e legalità. Programmazione perché una programmazione amministrativa in questo comune è sempre mancata negli ultimi 20-30 anni e si è sempre vissuto alla giornata. Legalità, oltre che per le recenti inchieste giudiziarie, anche per una questione di trasparenza amministrativa che è sempre mancata, e servizi perché effettivamente il nostro comune da 20-30 anni è un comune, nonostante la rapida crescita della popolazione, che è mancante di servizi fondamentali. Votate per me per un motivo fondamentale. Negli ultimi 20-30 anni hanno amministrato e governato sempre le solite persone, sempre le solite cordate, sempre i soliti gruppi politici. C'è bisogno di rinnovamento, di una ventata d'aria fresca, per cui insomma la lista civica insieme è una lista che potrebbe garantire con la mia candidatura a sindaco questo riscatto civile e sociale di cui il nostro territorio ormai da 20-30 anni ha assoluto bisogno. Un nuovo terminal dedicato all'automotive nel porto di Venezia. Lo ha annunciato il presidente Fulvio Lino Di Blasio, che a maggio terminerà il mandato. A livello internazionale abbiamo un'attenzione particolare. Abbiamo recentemente rilasciato una concessione a un terminal nel settore automotive che andrà a collaborare con operatori di carattere internazionale e che andremo a breve, in particolare mi sembra ai primi di giugno, a presentare a Monaco nella fiera Transport Logistica. Un nuovo terminal dedicato all'automotive nel porto di Venezia. L'ha annunciato il presidente Di Blasio, in scadenza di mandato a fine maggio dopo 4 anni, a margine del convegno a Mestre per creare nuove sinergie tra il porto e il tessuto economico dell'entroterra. Di Blasio ha spiegato cosa è stato fatto finora e cosa c'è ancora da fare. Andare in mezzo a coloro che fanno del Veneto una delle regioni più dinamiche d'Europa per noi è molto importante, per farci conoscere, ma anche per mettere in connessione coloro che vendono e gestiscono servizi di trasporto e di logistica con coloro che hanno dei fabbisogni che spesso e volentieri vanno a soddisfare altrove. Il porto è in una fase di grande attenzione a livello internazionale. Recentemente abbiamo rilasciato anche delle nuove concessioni a Canale Sud sul tema dell'automotive, sul tema di nuove realtà produttive, quindi la connessione che ho citato io è proprio quella tra mondo produttivo e porto. Per questo la sinergia con le realtà economiche territoriali è fondamentale. Se il filo è globale, noi dobbiamo avere un pensiero globale, quindi questo porto non interessa solo Venezia, ma interessa Venezia perché coinvolge l'intera nazione probabilmente e forse l'intera Europa per i suoi traffici. Dobbiamo assolutamente non perdere le eccellenze che abbiamo e che sono tante e vengono fatte e anzi riusciremo solo a rendere a livello globale solo con collaborazione e non con contrapposizione, con competizione sana e non barbara come sta avvenendo forse in questo momento. Al via le Panataliadi, protagonisti 530 studenti veneziani per la 12ª edizione dei giochi ospitati come da tradizione nell'isola di San Servolo. 530 gli studenti di 24 istituti delle scuole medie della città metropolitana di Venezia si sono resi protagonisti delle Panataliadi 2025. Ragazzi tra i 13 e i 14 anni hanno dato vita sull'isola di San Servolo alla 12ª edizione dei giochi, all'insegna del divertimento e dell'amicizia, ma anche della leale competizione sportiva organizzata dal Panathon Club Venezia.
Siamo qui per la 12ª edizione delle Panatliadi, nate alcuni anni fa da un'intuizione felice dell'allora presidente Ragazzi del Panathlon, che è continuata negli anni, ogni anno diventando, credo si possa dire, più bella, più numerosa, organizzata con sempre più attenzione. Questo è diventato un unicum che è un riferimento che tante realtà del Panathlon, i quasi 300 club al mondo, ci chiedono di ripetere e di riproporre. 18 le discipline proposte che hanno visto gli studenti impegnati per tutta la giornata al fine di stilare la classifica finale ed eleggere la scuola vincitrice della Coppa Panatliadi. Fair play e inclusività. L'assessore allo sport ha sottolineato l'importanza di questa manifestazione nel trasmettere alle nuove generazioni valori fondamentali. Una bellissima giornata all'isola di San Sepolo, le Panatliadi sono tornate dopo un anno di assenza. Un grazie davvero al presidente Diego Vecchiato del Panathlon Venezia e a tutti i volontari, le persone, gli uomini e le donne del Panathlon Venezia che hanno accolto più di 500 bambini in quest'isola per trasmettere i valori dello sport, i valori della legalità, i valori del fair play, valori fondamentali per una società di oggi. Era questo l'ultimo servizio di questa edizione del Telegiornale di Venezia di Antenna 3, tra poco le previsioni del tempo e poi l'edizione di Treviso. Rimanete con noi, grazie intanto per averci seguito e arrivederci.